iniziato bene, ma ora fatica da tante partite. L'altra ha iniziato male e poi lentamente si è ripresa, arrivando a giocarsi questo match point salvezza. Sono le storie di Marca e Valdagno. Dal Palalido, benvenuti da Udino Baggio per Roplo. Bottega. Poi dietro da Fraccaro che va profondo d'esterno. Garbuio, il pivot, protegge, arriva a sinistra Bottega, l'uscita di Rubega che legge. Valentin Pire allunga prima dell'arrivo di Bottega. Allora Arraz, c'è anche Pire in mezzo. Arraz proprio da Pire la traversa. Poi ancora buona però. Arraz resiste su Fraccaro. Alla fine arriva Zarantonello. Zarantonello Arraz, qualcuno l'ha messa dentro. È in vantaggio il Valdagno. Gudedi da terra, allora Garbuio addosso a Gudedi che poi non si rialza, però il numero 17 della Marca prende il possesso del pallone, oltrepassa la metà campo. Vai Pablo Ranieri, allenatore del Valdagno, in veste di giocatore oggi. Va incontro Gennarelli, poi palla al centro. Ci mette la zampa Zarantonello. 2-0 Valdagno, costruisce alla perfezione da Fraccaro. Deviazione, allora Valdagno che può spingere ancora verso la porta difesa da Bresolin. Arraz, Bresolin prolunga, poi Pire, pressione di Fornasier, Pire che prova ad uscire, Fornasier, deviazione, allora Soldà trattenuto, palla Bottega che fa un 360, Bottega, Torresan, il tocco, prolunga Gudedi ma non c'è nessun giocatore della Marca a ricevere. Allora Valdagno in avanti con Fami che va a puntare, Fami si accentra, Fami la conclusione deviata, che beffa così Bresolin. 3-0 Valdagno. Tiene lì Fraccaro che può ripartire. Allora Fraccaro, sulla destra c'è Ismail El Raji, tocco per il numero 9 che lo salta Ismail El Raji, il palo. Attenzione perché è ancora viva Gudedi. Soldà tiene buono questo pallone. Allora fuori dove c'è Pire. Pire ne ha due su di lui. Può solo andare dietro da Pablo Ranieri. Invece Pire si gira, trova un passante splendido. Garbuio in mezzo a 4 maglie verdi, va dietro da Gudedi. Allora Zandonà alza la testa, Garbuio da Gudedi, a memoria Garbuio Gudedi che si inserisce, fa palo gol, accorcia la Marca. Pire resiste sulla pressione del numero 9 Ismail El Raji, poi Pire cerca un dribbling di troppo, allora Gudedi può ripartire la Marca ma è già tornato anche Zarantonello. Gudedi mantiene il possesso e trova un passante insperato su cui si fionda Zandonà, accorcia ancora la Marca, riceve il numero 14 che si gira, arriva però come un treno Gennarelli, servito Ismail El Raji, El Raji incrocia, Ulisse Rubega va a sinistra dove c'è Pire, Pire evita l'intervento dell'avversario, Pire 1-2 che si chiude con Gennarelli, Pire sterza, Pire verso la porta, Umana si fa vedere Fornasier, Umana va al centro dove Bottega non ci arriva per un soft. Zarantonello controlla, poi va lungo il capitano, interviene ora Patrick Lima, prolunga per Garbuio, vicinissima al gol del pari la Marca. Arraz protegge, poi costretto a tornare indietro, inseguito da Zandonà, non lo molla. Arraz poi si fa tutto il campo, ora Pire riceve di nuovo il numero 10 che va a puntare. Arraz verso la porta, guarda ora 3-2, risultato in bilico quando mancano 9 minuti e qualche secondo in più alla fine dell'incontro. Intanto palla al centro su cui ci può arrivare, la tiene in vita Zandonà, 1-2 con Gudedi, occasione enorme per la Marca. Gudedi resiste il numero 18 sulla pressione, poi lamenta una trattenuta il numero 9 Gennarelli, Marca ancora con la palla in avanti a cercare Garbuio subito a cercare il primo palo. Gennarelli corre verso il secondo palo, poi va incontro, allora Razza lo serve, Gennarelli protegge palla, Gennarelli si gira e palla che beffa Bresolin sul primo palo, in un lampo il numero 9 Stefano Gennarelli si gira e fa 4-2 per il Bresolin. Gudedi 6 minuti e 5 secondi per la Marca per rimettere in sesto l'incontro. Zandonà, la pressione di Gennarelli, Zandonà verso la porta, Ismail El Raji e Fraccaro restano alti per la Marca mentre Fami va lungo a cercare Gennarelli, messa fuori di testa questa palla, poi il filtrante a cercare Gennarelli, Bresolin ottima l'uscita. El Raji si accentra, poi tenta in un compito difficile quello di passare tra 3 maglie verdi, Pablo Ranieri, Zarantonello e Soldà gliela portano via. Allora Soldà, Pablo Ranieri non vede che il compagno è stato tranciato da Fraccaro, ma sicuramente invece l'arbitro ha visto tutto e quindi è pronto ad estrarre il cartellino che è di colore rosso ai danni di Fraccaro. Pire riceve a destra da Pablo Ranieri, ancora Valentin Pire, aspetta con calma il Valdagno per costruire. Gennarelli di nuovo da Pire, ancora Gennarelli al centro, a spazio servito poi con l'esterno, Zarantonello sbuca il numero 15 Mister Pablo Ranieri sul secondo palo,
a segnare il gol che può chiudere definitivamente l'incontro. Manca ancora 1 minuto e 33, ma questo è il gol di Pablo Ranieri, è un gol da incorniciare assolutamente attraverso una mix card di Roblox, attraverso un highlights in formato verticale. Garbuio, Lima sulla destra, controllo, palla messa al centro, deviazione, Rubega spara in alto, finisce così l'incontro, vince il Valdagno 5-2 per la squadra di casa, per la squadra di mister e oggi giocatore Pablo Ranieri esce così dall'ultimo posto in classifica, sorpassa proprio la marca e va a quota 18 punti.